Il mio accento è politico. Perché a un certo punto dobbiamo dire no, il nostro accento va bene. Se non confermiamo lo stereotipo non siamo del sud, non veniamo proprio riconosciuti. Noi siamo nella merda. Perché? Quegli stronzi dei siciliani sono delle teste di cazzo. Ci saranno un sacco di bip. Devi riconoscere le questioni sistemiche che ci stanno dietro alle disuguaglianze, se no sei un coglione. Bip. Sapete cosa manca in tutta questa merda? Un podcast sulla Sicilia. Un podcast? Chiedo a voi. Un po' campanilista ed anche catanista. Sì, ci saranno un sacco di ospiti siciliani, non siciliani, vabbè. Catania, minchia, podcast. Ti picchia e ti sposta. Comunque, benvenuti alla nuovissima puntata del Catania Minchia Podcast. Applauso. Una puntata particolare perché Non ringrazieremo sicuramente Isola, che è questo luogo, questo spazio, questa community, non ringrazieremo il team di Catania Studio, ma ci riserviamo uno spazio iniziale per ringraziare la persona che rende magico tutto questo. a.k.a. Marco Spalla. Cioè il tecnico del suono che ci permette Ma non di avere quest'audio cristallino. Limpido, lo sentite nelle vostre orecchie come la nostra voce vi penetra proprio. Più o meno cristallino. Però è difficile, in mezzo a questo grande spazio in cui ci troviamo, il muschio dietro che comunque assorbe ma fino a un certo tanto. punto. Fino a un Vabbè, certo però è una punto. scelta stilistica che è doverosa. Oggi hai presente quando tu e allora poi... no. No? Non hai presente? Hai presente quando... E allora... No. Come non hai presente? Molto millennial da parte tua questo Certo, movimento. Assolutamente, per questo ve lo facevo notare. Ma pur non essendo lunedì, sei riuscito ad affrontare la giornata senza il tuo dolce caffè? No, infatti sono stato davanti alla macchinetta per 35 minuti aspettando che la mia mente si rilassasse un secondo. Complimenti. Grazie. Senti, stavolta ti chiedo di introdurre l'ospite attraverso una magia. Innanzitutto perché l'ospite, e per forza dobbiamo avere un ospite oggi? No, ce l'abbiamo. Lo leggono sempre da qua sotto, da Sempre qua sopra, sì. dalla preview, un po' da tutto. Come mi hai chiesto di introdurlo? Con una magia. Con una magia. La magia che ho pensato per oggi è panella. Ciao, Ciao, oggi siamo con... l'ospite. Dovevi essere parmitano, ma ci accontentiamo chiaramente anche di te. Sono parmigiano invece. Ciao. 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 Oggi siamo con la malafimmina. Anche detta? Claudia, per gli amici. Per tutti gli amici, Claudia? Di solito sì. Non è un amico o un'amica che ti chiama in maniera un po' diversa? Allora, nella famiglia sono Lala, perché non... cioè, sono la più grande dei fratelli e dei cugini, quindi non riuscivano a pronunciare cl Mhm. e sono sempre stata la letta. Ok. Che fai nella vita? Oltre a somigliare a un Teletubbies per il nome Lala. È un È un insulto, certo. No, assolutamente no. Lala però Sì, mi perché ricorda... le battute sono super millennial. Sì. Comunque non è un'offesa. No, sì, è un'offesa per me. La prossima cosa che devi dire è tipo passo adelante. Ci sarà un momento anche per Ok, quello. prepara. Momento passo adelante. Che cosa mi avevi chiesto? Cosa faccio? No, me l'avevi chiesto lui. Che fai? Prevalentemente l'attivista. L'attivista femminista. Questo. Però non ci campo. Cioè, No? per campare faccio la consulente in diversity e inclusion. Cos'è? Se vuoi Io parlare. lavoro con aziende e enti del terzo settore e gli insegno a essere più inclusivi e rispettosi possibili. E si guadagna bene nel settore. Non sono milionaria, però riesco a sopravvivere. Una giornata tipo? La mia giornata tipo: mi sveglio, caffè. Poi di solito accendo il computer prima di fare qualsiasi altra cosa. Rispondo alle email. che Prima sono di sempre- lavarti. Sì, prima di qualsiasi cosa. Caffè, Perché ha email. Windows Vista lei? Quindi il tempo che preme play, aspetta, è un casino. Questo è un po' bullismo. È vero. Perché sono la abbiamo più iniziato adulta. con una marcia di eccessione. Vabbè, ricalibriamo. Scusa. Rispondo alle email, vado a innaffiare le piante perché è una cosa che mi rilassa e soprattutto devo alternare momenti in cui uso il cervello a momenti in cui faccio delle cose pratiche, se no impazzisco. Cioè non so se è ADHD, però non riesco a fare una cosa per più di tot minuti,
quindi devo cambiare. Chiaro. La DHD è molto Gen Z, quindi te la consiglio come Ok. malattia da... Comunque sono del 95, quindi alla fine sono lì vicino al Sei confine. zillennials, come amano sì, tutti. sì, Sì, ci sei a cavallo. va bene. E poi cosa faccio? Di solito c'è molto caldo, quindi mi lavo e poi continuo a lavorare fino all'infinito. Poi capita che non sono a casa perché sto facendo incontri, Quindi formazioni. Sì, totally smart. Mm, Sono una fan dello smart. e i mezzi del work-life balance. Va bene, no? Sì, dico, ho detto fino Però- all'infinito, quindi ce l'hai tipo, dico stop. Ma punto sapete qual è il limite. mio problema? Che parte del mio lavoro è anche il mio attivismo e poi si interseca pure con le mie passioni e poi riguarda anche la mia vita personale. Cioè, nel senso, io non ho mai... È molto difficile che io riesca a mettere dei confini netti fra il lavoro che faccio con le aziende, per dire no, mi insegna a essere più inclusivi, a quello che io faccio poi con le compagne dei collettivi, con cui parliamo di inclusività tendenzialmente, o magari di femminismo, a quello che faccio anche, cioè a quello che riguarda poi la mia vita personale, perché sono una donna queer del Sud Italia. Quindi non c'è tanto questo confine, per me è molto difficile parlare di work-life balance. Però ritengo di non essere impazzita fino adesso, quindi... Ma tu non ti poni un limite durante la giornata, dico ok, faccio questo, poi basta, mi dedico ad altro. Anche se c'è questa stretta fusione tra tutte le varie Mi metto branche del dei tuo lavoro. paletti del tipo devo riuscire ad andare in palestra e devo tenere la casa pulita e mi devo fare la doccia. Che sono quei momenti in cui dici devi staccare il cervello e fare qualcosa di pratico di cui prima. Sì, di solito sì. Però fare queste cose vuol dire che sto mantenendo un ritmo di vita sereno. Se io non riesco a fare queste cose vuol dire che sto esagerando e mi Ok. ridimensiono. Però non è il lavoro il mio problema. La cosa più estenuante sono i viaggi in realtà. Perché sia per lavoro che per attivismo ho sempre viaggiato un botto. Cioè nel senso che praticamente ci sono stati mesi in cui a casa sono stati tipo 2 giorni. Ed è quello che mi toglie la gran parte del mio tempo. Cioè che poi è nullo, no? Stavate parlando contemporaneamente, però ho parlato io. No, hai detto attivismo e noi sappiamo cosa fai, però ci farebbe piacere che approfondire un po' di più questa tua... Secondo me si può partire, faccio un assist a lei, benissimo come dalla maglietta che indossa, che per me è, cioè che noi che lavoriamo nell'ambito pubblicitario, nell'ambito della comunicazione, ci troviamo tantissime volte a fronteggiare, diciamo, questo argomento che è esplicitato qua. Lo leggo per i non vedenti, udenti, per tutti gli altri. Il mio accento è politico. Questo me è una cosa che almeno personalmente mi tocca tantissimo, perché tantissime volte, anzi proprio all'inizio della mia carriera, nella comunicazione mi imbarazzava. Cioè avevo paura di parlare sui social, espormi, perché le persone che guardavo quando andavo su YouTube da piccolo erano principalmente persone del nord Italia o persone con una certa dizione, e quindi già semplicemente registrarmi quando ero un po' più piccolino e riascoltarmi mi cringiava. Poi diciamo che crescendo questa cosa l'ho detto, È diventato peculiare, sì, cioè, è quindi... diventato peculiare, è diventato un elemento, anzi da un punto di vista marketing, che quello che facciamo è ok, non lo fa nessuno, cioè nessuno parla col mio accento, quindi in realtà c'è un vuoto di mercato che posso andare a colmare e iniziare a parlare come faccio io, come faccio nel mio quotidiano con i miei amici. Ma ti cringiava, che è comunque un termine molto Gen Z, perché avevi ricevuto, cioè eri stato bullizzato in qualche No, modo, zero. commenti, cose Zero. che avevi ascoltato, no, quindi l'avevi assorbita sta cosa. Ma che faccio? Rispondere alla domanda su chi sono o Ha sull'accento? avuto necessità di dirlo, No, ed è giusto, però era un assist giusto. perché questa maglietta? Perché Perché comunque questa penso che sia anche chi maglietta? sei. Perché ho questa maglietta perché anche io, come te, come moltissime di noi, sono stata presa per il culo per il mio accento, oppure ho avuto la sensazione che il mio accento non fosse adatto a certi ambienti, perché non sono proprio d'accordo con quello che hai detto. Cioè non è che non sentiamo il nostro accento, è che il nostro accento lo sentiamo solo in alcuni casi, solo quando al TG parlano di
tipi che vanno in motorino in 3 senza casco, oppure la signora che fa le ricette in un italiano molto sconclusionato, Casareccio. sì. O quando si parla di cibo, però il food porn, no? Quello proprio lo sentiamo un sacco, il nostro accento. Quando qualcuno parla di femminismo, di diritti, che è il mio caso, no? Ma anche quando qualcuno parla, non so, di impresa, visto che siamo qua, dice una cosa un po' più impegnata. Non che il cibo non possa essere impegnato, però se si capisce quello che sto dicendo. E lì non lo sentiamo l'accento, un po' perché le persone come noi sono state molto inibite, un altro po' perché quando una persona del sud fa determinate cose tende a cancellarlo il suo accento. Cioè, per integrarsi in un Esatto. mondo che parla in modo diverso, allora io cerco di smussare la R, faccio la dizione, dico casa, non riesco manco a dirlo quando mi impegno, Casa. capito? Invece di casa, e così tantissime altre cose. Quindi dicevo, l'alternativa, cioè il perché della maglietta, perché a un certo punto dobbiamo dire no, il nostro accento va bene anche per parlare di altre cose. E non solo va bene, a un certo punto diventa proprio una bandiera, perché se io lo faccio in un contesto in cui risulta inappropriato, sto rompendo una norma e quindi la sto facendo diventare una cosa politica, perché riguarda più della mia esperienza personale singola. Oltre a caratterizzarti, secondo me darti anche un boost da un punto di vista anche caratteriale, qualcosa che è un Perk, sì, Io non capisco tipo qualcosa in una parola su 2 di quelle che dite. Il boost del perk. un vantaggio, ok? Cioè, in confronto mettiamo dal punto di vista creator, tanti creator che hanno in italiano più o meno piatto, senza particolare influenze dialettali. Lì, se noi abbiamo una particolare cadenza terrona, tra virgolette, comunque meridionale, in questo caso abbiamo una riconoscibilità maggiore rispetto a chi è un po' più appiattito e che magari nel nord principalmente è meno frequente e marcato. Poi questo non vuol dire che non avere la cadenza vuol dire che sei un italiano corretto, frequente, anche perché vedere il Matteo, la Claudia, queste cose per te. Questo lo possiamo dire che è sbagliato, perché ogni tanto qualcuno si confonde. È molto sbagliato, però secondo me è un vantaggio, ecco, di base. Ma sai che in realtà le persone che si raccontano senza accento, l'accento ce l'hanno, ma di solito è di Milano. Tantissime persone che fanno podcast come voi hanno detto no, ma l'accento neutro, io l'accento neutro, persona X di Milano, no? Che ti parla con queste anche dove non ci stanno, no? Quindi riconoscere il fatto di avere un accento a noi, cioè per noi è più scontato. comodo. Ma è anche più comodo. Loro si devono sforzare per arrivare Non lo so se per loro non è forte. No, però quello che ti voglio dire è che noi il nostro accento è considerato tipo l'accento. Gli altri sono considerati la base dell'italiano. normale. Sì. Ok. Tipo la base dell'italiano è come si parla in certe zone, che poi l'accento c'è in realtà. Chiaro. è assimilato all'interno della cultura televisiva, della cultura cinematografica e quindi di conseguenza da normalità. Su questo ci ho proprio studiato. Praticamente l'italiano viene da una base fiorentina, no? Cioè quando si costituisce la nazione italiana, Firenze è una potenza e quindi come potenza diffonde anche l'uso dell'italiano fiorentino. L'italiano non esisteva, del fiorentino. E poi è stata la televisione a dare l'impulso maggiore. Quindi che cosa è successo? Che la Rai proprio fa questo manuale della dizione su base fiorentina e impone a speaker, conduttrici, io parlo di solito al femminile, però sto parlando di tutto. Ok. Impone di parlare con la dizione fiorentina. Quindi tu immagina per esempio la generazione dei nostri genitori che ha sentito in televisione soltanto quello, ha compreso anche in un non detto che quello era il modo corretto di parlare l'italiano, non soltanto di fare televisione, di fare spettacolo. Gli unici momenti in cui non si parlava in dizione era nel varietà, nella comicità. E secondo me di questo poi ne paghiamo le conseguenze oggi,
perché quello che stavamo dicendo prima, no? Il fatto che il trash è in lingua terrona, il resto no, viene anche da là. Noi culturalmente abbiamo imparato che i nostri accenti non vanno bene per alcuni spazi, anche in televisione. Adesso è leggermente cambiato, però abbiamo un'eredità discriminatoria. Pronto? Infatti, come lo vedi il nuovo trend? Cioè, essendo tu molto attiva, chiaramente soprattutto sui social, che vedi un cambio nel banale, nel nuovo modo di comunicare, mettiamola così, e chiaramente così. Principalmente mi riferisco alle nuove generazioni che stanno entrando adesso, parlo di certi argomenti. Sicuramente sì, però due premesse. La prima è che io poco tempo prima di aprire la mia pagina, che poi è una pagina su cui ormai ci lavoro, non avevo neanche lo smartphone, quindi io non mi considero tanto, diciamo, pratica di queste cose. Ho iniziato a farlo un po' per necessità. La seconda premessa, anche ovvia, è che il social è per la generazione di adesso. Cioè non puoi fare statisticamente un confronto, per esempio, su come veniva utilizzato Instagram nel 1900 non so che cosa, no? Perché non esisteva banalmente. Però sicuramente c'è un cambiamento perché i social media hanno democratizzato l'informazione, la produzione di contenuti, quindi lo può fare chiunque e potenzialmente chiunque può farsi ascoltare. Ovviamente poi servono capacità, risorse, eccetera. Però questo ha influito anche nella questione linguistica. Molte persone del sud stanno sui social, sono molto seguite, lo fanno col loro accento nei loro contesti. Questo però non ha sovvertito la norma, non ancora perlomeno. Magari tra 50 anni, tra 100 anni, tra 200 anni avremo realmente una trasformazione. Adesso io vedo molti problemi legati soprattutto a quello che dicevamo prima, che il dialetto, le lingue regionali e gli accenti sono relegati a dei contenuti specifici. Comunque hai un bel seguito anche in termini di follower, c'hai un bel po' di follower. Come sei arrivato? Cioè, quando è che hai iniziato e come sei cresciuto e come hai gestito la crescita anche dal punto di vista tecnico? E perché? Esatto. Perché cosa? Perché hai iniziato e hai sentito anche, penso sia di base un'esigenza nel dover esprimersi e dire. Ok. Allora, io nel 2020, quando è successa questa cosa che non so se ve ne siete accorti, ma c'è stata una pandemia mondiale. Scusate. Mi trovavo in Spagna ed era un po' di anni che non vivevo in Italia. Solo che appunto scoppia questa pandemia, per varie questioni personali e professionali, decido di tornare in Sicilia. Io ero andata fuori sia per lavorare... Spagna? Eri in Spagna? Ero in Spagna. Dove sei? Granada. La conosci la canzone di Pavarotti? La canzone? Quella Granada? Ah no, non la conosco. Vabbè. Nessuno, siete troppo giovani. Erika, aiutaci. E anche Erika. Marco! Granada? Beh, No, manco il musicista. Granada. quello No, è trap, no. mi sa. Pavarotti 3. No. Vabbè, torniamo alla domanda. Che cosa facevo? No, niente, ero stata all'estero, sia in Sud America che in Spagna e poi a Bologna, che comunque è estero per qualcuno. A studiare e a lavorare, sempre negli studi di genere e nei centri antiviolenza tendenzialmente. A un certo punto scelgo di tornare in Sicilia e sentivo che volevo dire delle cose, però non sapevo come fare perché appunto c'era il lockdown. Eravamo dentro casa. Come vi dicevo, io avevo lo smartphone relativamente da poco, cioè da qualche anno, però vedo che i miei fratelli, che sono più giovani di me, sono aggiornati su tutto, cioè sanno tutte le cose che succedono e io no. Cioè io ci impiego tipo una settimana, 10 giorni per sapere le cose, perché devo andare al computer, mi devono capitare, invece loro sono super sul pezzo e dico aspetta, mi apro questa pagina sui social, ma non avevo un progetto o un'idea ben specifica, se non che a un certo punto in questa pagina che io chiamo Malafemmina, perché buona femmina è chi da comparra, lo capite anche se siete catanesi, Certo. scusate, questo è bullissimo.
Pubblico un post che dice così: il femminismo deve farsi carico della questione meridionale. Che è strong come frase, comunque bella strong. Sì, e forse non era stato detto così fino ad allora, perlomeno nel mondo dei social, tanto che questo post ha un sacco di eco, cioè proprio mi scrivono delle persone da varie parti d'Italia e dico ok, secondo me è questa la strada che devo seguire. E comincia a battere su questa storia del femminismo e della questione meridionale. Mi formo un sacco, cioè questo è successo ormai 4 anni fa, ho letto una caterva di ricerche, libri, ho conosciuto un sacco di gente, ho iniziato a intervistare, ho viaggiato tantissimo, tanto da fare di quella pagina che era nata spontaneamente per dire delle cose, tipo appunto che il mio accento era politico, faccio di quella pagina un progetto. E dopo 2 anni, quindi era il 2022, con una serie di persone che erano entrati nella mia cerchia, decidiamo di dare un volto collettivo a questo progetto e quindi la Malafemmina diventa anche un'associazione. Quindi io parallelamente al mio progetto di divulgazione e alla mia attività di attivista creo anche questa associazione, che è la prima che si dichiara in statuto femminista e meridionalista. Quindi che insieme a quelle che vengono chiamate le questioni di genere, quindi le disuguaglianze tra uomini e donne per banalizzarla, le questioni legate all'orientamento sessuale, alla sessualità, si occupa anche di discriminazioni, di quello che può essere definito l'attivismo territoriale, quindi di disuguaglianze che ci sono tra varie parti del nostro paese, che però può essere una cosa anche molto allargata, perché se voi pensate a come è costituito il mondo, no? Ci sono parti di mondo che sono più relegate ai margini rispetto ad altre, no? Il famoso Global South. È come se l'approccio postcoloniale, lo chiameremo, decoloniale, lo applichiamo all'interno del contesto italiano. Quindi cerchiamo di capire come è stata costruita questa subalternità. Cioè, perché noi siamo nella merda? Fondamentalmente cerchiamo di rispondere a questa domanda. Perché non abbiamo mai soldi, non abbiamo mai opportunità? Ci sono dei divari ampissimi, la gente, molte persone non hanno studiato. Perché? Che risposta hai dato finora? Complicatissimo. No, la risposta più semplice è che dalla Costituzione della Nazione Italiana è in atto una discriminazione nei confronti del Mezzogiorno. Perché? Potremmo andare all'infinito, certo, con questo modo, però perché la risposta del perché sarà un po' più complicata. Allora, culturalmente, probabilmente già quando la nazione italiana si è costituita, c'erano dei divari tra varie parti del paese, di quello che non era un paese, diciamo tra il regno borbonico e quello dei Savoia. Qui a sud era un contesto molto più agricolo, dal punto di vista industriale eravamo messi peggio rispetto ad altri contesti, più poveri, arretrati dal punto di vista proprio economico. Però a questo si è aggiunta una narrativa, una costruzione culturale del meridionale come di una persona barbara, un po' selvaggia, che molti hanno definito quasi africana. Ancora adesso questa cosa ce la portiamo, no? Se voi leggete per esempio i scritti delle persone che facevano il Grand Tour, che erano questi, immaginatevi Bridgerton, non so se l'avete visto, questi rampolli di buona famiglia che a un certo punto se ne vanno a scopare in giro per l'Europa, essenzialmente era quello. Poi Erasmus, esatto, l'Erasmus dei Bridgerton, arrivavano qua, di solito venivano a sud e si aspettavano di trovare delle cose e invece ne trovavano delle altre. Cioè trovavano una cultura che era molto diversa da quella a cui loro erano abituati e lo scrivevano dei diari. E in questi diari descrivono il sud Europa e quindi anche il sud Italia in una forma terribile. Cioè dicono proprio: questi sono dei barbari, questo è un paradiso abitato dai diavoli. Dicono qualsiasi cosa sui napoletani, ancora adesso presi di mira, ma erano presi di mira pure durante il Grand Tour. E quindi si è costruita la narrativa di questa persona meridionale che è un po' animale, ok? Cioè tra gli animali e i Bridgerton c'è il meridionale e ancora adesso ne paghiamo le conseguenze,
Quindi che cosa ha creato questa narrativa? La possibilità di continuare a discriminare un posto. Cioè, quando adesso ci dicono, per esempio, che delle norme non possono essere attuate o rinnovate, una fra tutte, il reddito di cittadinanza, no? Perché lo dicono? Perché ci sono i furbetti che se ne approfittano, lavorano in nero oppure fanno dei lavori illegali e contemporaneamente stanno prendendo il reddito di cittadinanza. Questa cosa non è confermata da nessun dato. Cioè, io non dico che sia falsa, però di solito se tu l'affermi devi dire: guarda, qua ho i fogli, la lista di tutte le persone che hanno rubato. Questa cosa non esiste. Nonostante ciò, la norma è stata cancellata perché c'erano quelli del sud che se ne approfittavano e si stavano prendendo i soldi di quelli del nord. Questa è stata la narrativa dei vari giornali, dei vari media. Non è molto simile a quello che veniva detto dai famosi Bridgerton secoli e secoli fa. È uguale, cioè io vedo proprio chiaramente una continuità tra questi barbari che fregano, che sono intrinsecamente delinquenti, non so come dire. Stai attenta al napoletano, no? Vai a Napoli, stai attenta al tuo zaino. Ma se non c'è una conferma delle cose di cui stiamo parlando, si tratta di stereotipi. Che poi credo che sia vero che in un contesto nel quale c'è una condizione economica più svantaggiosa, la criminalità tenda ad alzarsi. Però prescinde un po' la... Chiaro, non vuol dire che tutti siano ladri, la tutti stessa. siano... O che poi prescindere da questo è un discorso abbastanza ampio, però nel senso che è un circolo vizioso. E come si esce da un circolo vizioso? Cioè, come si fa a tracciare una linea e dire ok, ricominciamo, definiamoci in maniera differente, interveniamo, cioè come si interviene, come si potrebbe eliminare? È complicatissimo. Secondo me è necessario anche un po' di rebranding del terrone, del sud e del meridionale in sé, nel senso che ad oggi, per esempio, quello che facciamo noi ogni tanto in questo podcast è ospitare personaggi di riferimento del meridione, ma principalmente siciliani o catanesi, e parlare, dare una narrativa un po' diversa, per esempio. Quindi prendo come riferimento noi in maniera super autoreferenziale, esatto, ma secondo me questo è un piccolo passetto che si può fare nel raccontare, magari non a persone che sono in maniera parlare da catanesi a catanesi o da siciliani a siciliani, ma quello che sarebbe più corretto fare è ovviamente parlare a quanto più persone possibili, affrontando tematiche che sono di respiro almeno nazionale. Comunque. Ma hai aggiunto già un altro tassello, perché questa cosa ce la siamo creduta fino al punto da arrivare a dire delle cose antimeridionaliste. Cioè, non so se vi è mai capitato che qualcuno vi abbia detto vattene da sta terra. Come no? No? Ma vattene a prescindere da quello che vuoi fare, a prescindere da chi sei, a prescindere da quali siano le tue priorità nella vita, no? Ci siamo raccontate che da qui te ne puoi soltanto andare. E quello che dici tu ha senso, cioè il rebranding è perché abbiamo creduto a questa narrativa, l'abbiamo raccontata a noi stesse e dobbiamo quasi fare una contronarrazione. Cioè dobbiamo cominciare a raccontare anche altre cose, che non significa, per esempio, rispetto a quello che dicevi tu, raccontare delle minchiate, cioè tipo raccontare che qui va tutto bene, che non ci sono quelli che camminano in tre su un motorino senza casco. No, certo che ci sono, però accanto a quelle persone là o a quei fatti là ce ne sono tanti altri che invece rimangono molto sommersi perché non hanno l'attenzione mediatica che uno sguardo, che un osservatore esterno che esotizza un po' il meridione vorrebbe. Ma fate caso per esempio al mondo fotografico, no? Anche nelle riviste, in alcune riviste molto molto note, mi viene sempre in mente questi tipi che sono stati fotografati nelle spiagge di Napoli, degli uomini adulti che si spalmano l'olio. Non so se l'avete mai vista questa cosa. Sì. Ok, ha avuto un successo pazzesco, ma sono degli uomini in spiaggia che si spalmano l'olio. Perché? Perché rimanda a quella cosa là.
non gliene frega niente a nessuno. Cioè è tipo una cosa, non c'è criminalità, non c'è sangue, non c'è la droga, non c'è la delinquenza, allora perché dovrei vedere questa cosa a sud? E succede una cosa paradossale, lo vedo un sacco con la musica. Se ci sono dei cantanti che non cantano, non fanno tipo trap, o non cantano in dialetto, e non cantano tipo di pistole e di gang, non vengono riconosciuti come cantanti del sud. Pur essendo del sud. Tipo? La rappresentante di lista. La rappresentante di lista nasce come band a Palermo e Dario è palermitano, anche se Veronica e altre persone della band sono toscane, però cioè noi li vedevamo come vai a un pub e vedi la rappresentante di lista, ok? Ma siccome non hanno, sono nate come band queer, sono molto diversi dallo stereotipo, all'inizio, ma anche adesso, non vengono riconosciuti come una band del sud. E lo sono. Un altro esempio, Geolier. Non devi manco pensarci che è un cantante del sud, ma non soltanto perché canta in dialetto, perché ha un determinato stile, perché si fa la riga gelata di qua e c'ha il baffetto perché si veste di nero, no? E allora quello lo riconosci subito, lo associ a un mondo. E ci troviamo in un circolo vizioso che se non confermiamo lo stereotipo non siamo del sud, non veniamo proprio riconosciuti come persone del sud. E lì ancora una volta l'accento e portarlo con fierezza ha ancora più valore, perché tu dici io sono così e nonostante ciò sono del sud. Sono d'accordo, chiaro. Lo viviamo anche. Noi gestiamo campagne con creator, sempre per fare riferimento al nostro lavoro. Facciamo influencer marketing. Ci sono diversi Tra le tante altre cose. Ci sono molti creator catanesi, siciliani che non possiamo, cioè mi sto prendendo anche io colpa, non possiamo attivare, cioè non possiamo contattare, utilizzare all'interno delle nostre campagne magari che sono verticali su una zona territoriale, perché pur essendo catanesi, pur essendo siciliani, hanno talmente nascosto il loro dialetto, parlano talmente in dizione, sono talmente fuori nella loro narrazione quotidiana dal contesto siciliano, che praticamente non li consideriamo nemmeno siciliani, nemmeno vicini alle nostre argomentazioni. Quindi, cioè, io lo vivo tutti i giorni, che nella mia microbolla, chiaramente, questa cosa. La mia domanda, perché ridi? Perché stavo alludendo a qualcosa, l'ho compreso. E volete raccontarcelo oppure No, rimane? ovviamente no, rimane. Vabbè. No, si rifà sempre a quella figura che noi tante volte anche nei meme prendiamo in giro, che è la ripetuto. No, è la figura siciliana che si vergogna di essere siciliano, catanese, parla male di casa, Esatto. e dice sì, ma Milano si va di qua di là, invece qua che dobbiamo fare, qua cosa dovete fare, e nasconde il suo accento, lo nasconde, lo cela, Perché si vergogna, perché ormai a Milano che è una cosa, ovviamente. critica chi invece utilizza l'accento, lo viviamo. A me onestamente non piace, poi chiaramente lui di fare quello che può, però secondo me è parte di quel problema di cui No, discutiamo. guarda, cioè secondo me va benissimo che esistano persone che non vogliono parlare, cioè vogliono parlare in dizione anche nei loro contesti privati e che vogliono vivere a Milano, cioè poverine, però va bene, per me nessun problema. Il punto è quando cominciano a screditare, facendo leva su stereotipi, la vita che io invece voglio condurre. Quello lì mi fa incazzare, perché non è più una questione personale. Sul personale noi siamo liberi di fare quello che ci pare. Però quando si tratta di una discriminazione è una questione politica e tu non puoi non riconoscere che è in atto la discriminazione. Tu puoi dire io preferisco Milano, ok, ma non puoi dire preferisco Milano perché le persone della Lombardia hanno lavorato di più e allora hanno costruito una regione Florida, e invece quegli stronzi dei siciliani sono delle teste di cazzo e ci saranno un sacco di bip. Sono delle teste di cazzo e non ce l'hanno fatta. Cioè devi riconoscere le questioni sistemiche che ci stanno dietro alle disuguaglianze, se no sei un coglione. Bip.
podcast si chiama Catania Minchia Podcast. Ok. No, c'è l'asterisco sulla C'è l'asterisco, hai ragione. ma tipo il commento classico che leggi sotto YouTube, cioè io sono andato a vederli, i commenti, c'è tanto, non dico manco hater, perché non è che ce l'hanno con te, sì, qualcuno ce l'ha con te, però è più sulla tematica. Beh, le cose pesanti le cancello comunque di solito. Ok. Non mi piace Ma neanche tipo rispondere. la cosa ricorrente. Ah, beh, le cose più pesanti sono legate all'orientamento sessuale, non hanno a che fare No, la lingua, col sud. cioè il dialetto. No, su quelli sono più fastidiosi, tipo fanno allusioni appunto o alla mafia o all'ambiente animale, però per dare fastidio. Le cose più pesanti sono legate all'essere donna e all'essere una persona non eterosessuale, sicuramente, non all'essere una persona meridionale. Lì sì, ci sono cose brutte. Prima di abbandonare del tutto la tematica lingua, o comunque dialetto, e affrontare un'altra tematica che stavamo già iniziare a introdurre con situazione haters e quant'altro, che è spoilerata già, quindi anticipata. Quindi inizio a pensarci. Quindi dici. già inizia a pensarci. Invece la traduzione spoiler, però spoiler è molto millennial, quindi lo può capire, c'è bisogno che lo traduci. Scusa, Spoiler, spoiler ovviamente completo. Sì, C'è chi per noi, il nostro autore, che ha preparato Uno dei nostri uno dei, chiedo venia, che ha preparato un giochino ok, proprio sulla lingua. paura. E proprio su ciò che tu hai anticipato quasi a inizio puntata, del fatto che tu sei stata un po' fuori Sì. per un periodo della tua vita. Dove sei stata? Abbiamo detto prima, se lo ricorderanno tutti per la citazione di Pavarotti. Dove è stata? Nicolò, Granada. a Granada. La conosco a memoria quella cosa. Certo. Ti presentiamo Nicolò Paolucci. Ciao, Ciao, Nicolò. ciao a tutti gli ascoltatori da dove sono spawnato adesso. Paso delante. Paso delante situazione, perché paso delante, ma capirai benissimo, anzi te l'ha spoilerato lui all'inizio prima, per il suo archetto, microfono d'archetto, che lo rende un istruttore di zumba o salsa, che dir si No, può. ma è che è molto bravo con i balletti, infatti qua inizia l'impressione. Ci sarà un estratto del suo corso di salsa. Sì. Prego Nicolò, la Grazie. scena è tua. Grazie per la presentazione. Allora, a proposito, proprio appunto perché sapevamo che si è stato un po' di anni in giro tra la Spagna e il Sud America, abbiamo preparato un giochino che si chiama Sicilian or Spanish. Eh sì, è interattivo, abbiamo l'audiovisivo. E il gioco consiste nel cercare di indovinare se le parole che adesso proietteremo sono siciliane o spagnole. Abbiamo fatto un po' di ricerca, diciamo, di parole ovviamente meno conosciute, un po' più particolari, perché comunque c'è un legame tra le due lingue. Ma E se quindi- sbaglio c'è penitenza. no. Lo devi fare Per la prima. gloria, per la Magari gloria. sì, perché Magari sì, va magari bene. sì. Decideranno Antonio e Corrado. Dipende dal punteggio. Vabbè, cominciamo comunque. Posparo. O Posparù. Siciliana Siciliana O spagnola? spagnola? Ma parole spagnole che finiscono con la U, temo di no. Cavolo. Quindi direi siciliana anche se non la conosco. Eh sì, era siciliana, giusto. Fiammifero. Ma è orribile quella trina. Lo so, però volevo cercare... Ma l'hai quando... disegnata tu e colorata su Paint. Sì, quando ho creato il PDF volevo cercare qualcuna con l'asta e questa è l'unica che ho trovato senza diritti, senza copia. Asta bianco su bianco, tra l'altro, e quindi neanche si vede. sì. Ottima mossa. Lavora nella comunicazione, Nicola. Grazie mille. Un punto. Un punto e 13 punti. Aspetta, siccome comunque voi due non lo sapete, ora voglio anche le vostre considerazioni. Vai, ok. Sapevo quello. Tertulia è spagnolo sicuramente, ma vi racconto pure un aneddoto. Tertulia è spagnolo, lo puoi dire che ho vinto il secondo punto. Sì, è spagnolo, giusto. 26 punti in un Salotto letterario. Salotto letterario. Allora, l'aneddoto è questo, e forse anticipa anche un altro argomento, non lo so. Torta in Spagna e anche in Argentina vuol dire donna lesbica. Quindi noi in alcune occasioni facevamo queste feste che chiamavamo tortulie. Quindi erano feste lesbo a casa di persone spagnole o sudamericane
E basta, il resto è vietato ai minori. E comunque si collega con i salotti. Erano dei salotti. Eccetera. Anche. Prossimo. Zozobra. Allora, Zobra a me ricorda, oltre al nome del mio primo gatto, il nome del gatto del Galla Gabbianella e il gatto, il cui, se non sbaglio, autore è spagnolo. Esatto. Questo mi induce a pensare che Zozobra sia spagnolo 2 volte. Esatto. Giusto. I primi 13 punti per Corrado. Grazie. Però, Lui 21 e mezzo. però si pronuncerebbe sopra. Zozobra. È una Dipende, Z che tipo dipende S. Dipende se sei in Spagna o se sei in Sud America. Io in Sud America. Allora, come se fosse una S. Sopra. Sopra. Mi piace. Lezioni di salsa e di spagnolo anche insieme. Comunque, prossimo. Almuzio, Almuzio. che può essere Allora. almuzio o almuzio o almuzio. Questo è pranzo, ma in spagnolo si dice almuerzo. Siccome è scritto in modo diverso, sarà siciliano dei tempi in E perché cui non c'erano. sudamericano che ha subito No, perché sì. poi stillato il dubbio? Vabbè, anche quindi siciliano. Giusto, siciliano. Ah, Oh, non ne sbaglia una. Mi dovete dare un premio, altro che Tipo per le idea. parole che puoi tradurre in italiano. Esatto, sì, ci sono tutte parole che ho trovato su un sito che sono intraducibili, cioè non hanno una traduzione usato in tipo. ambito religioso. Sì, non Che so. poi non si sa se il cappuccio è stato usato da qualcuno. No, qua c'è un problema di punteggiatura. certo, mantello con cappuccio usato oppure mantello con cappuccio usato in ambito religioso? Ma nel senso che è usato. Secondo me il cappuccio era usato, era di seconda mano. Usato però in ambito religioso, cioè tu un cappuccio lo prendi da un altro ambito, che ne so, tipo Del sport, monastero. non No, va bene. no, non è un almuzio. Però se è stato usato in ambito religioso, ok. Sì. Quindi è un I swap party dei monasteri del Ku Klux Klan, benedettini. queste cose così. No, No, Ku Klux Klan. Vabbè, comunque pensavo fosse più tricky, ora è troppo forte, non va bene. Beodo. Beodo, Oh, beodo. Vabbè, ora tocca a voi. spagnolo. Sì, anche secondo me. Va bene, giusto. Niente, Ubriacone. non mi date soddisfazione, nemmeno. Lì, Ci hai provato. Hai provato a metterci in difficoltà, ma evidentemente. Ah, qui è più evidente l'asta. Bravo. Sì, Nico. sì, sì, grazie, Bravo, Nico. grazie. È la bandiera della Sicilia che ha un po' qualche problema con le aste. Vabbè, andiamo avanti. Sartania? Questa è bella. Questa è bella. Esiste veramente, sì. Tra sì. l'altro. Tricky. Poi c'è. Gira, gira. Sì. Di scena sono in vendita, vero? Questa. Sì, ma non adesso. Vedi, tutte le magliette Vabbè, di quando scena uscirà la puntata, cioè. sono in vendita, ma non adesso. Ma non adesso. Lo sono state e lo saranno. Niente, quindi è siciliana Sartania. o spagnola? Allora. Ma com'è che chiamate Catania voi? No, Satani. Satania. No, sì, sì, Satani. Che poi a proposito di generazioni, Satani ha fatto il giro ed è diventata non da millennial ma da boomer addirittura. Vero. Mhm. Sì. Dipende da che punto di vista la vedi. Ma non lo so questa, io direi siciliano. Oh. Eh sì. Sì, è pure un siciliano antico. Fai saltare le cose praticamente. No, però in spagnolo è sartén. Ok, mi torna, va bene Nico, grazie. Vabbè, ci sono quante altre? Cioè così No, ne prepariamo. manca poco, manca poco. Ma quindi più di una. Sì, a quanto pare sì. Ok. Vabbè, andiamo veloci allora. Zambullita, Questo è zambullita, spagnolo. zambuglia. Buia. La doppia L in effetti. Però qua è con una L. Poi torni indietro? È cambiata la parola. Qua ha due. Ma più che altro qua ha due D e una L. Torni indietro, ha due L e una D. Andiamo avanti. Abbiamo l'ultima. L'ultimissima. Susto. Susto. O susto.
Qua vale la regola di prima della U. Sì, anche perché susto paura in spagnolo è con la O. Infatti, E infatti siciliano. è una presa di coscienza su Ne tutto. avessi fatta sbagliare una sola. Ma- Tutte giuste. Lo so. Nico, mi ma sento- la inserisci in una frase in siciliano? Diventa tipo uno dei dialetti quelli siciliani. Quando scecco, susto e tutto il resto. Quando scecco casca, Ovidano susta. Bella, questa Ah. mia nonna lo diceva. Ecco. Mia nonna che da giovane Cavolo. sviluppava in JavaScript. Piccolina. Faceva... Precoce. Sì, precoce. sì. Comunque è finito, grazie mille. No, a te, Grazie. Nicolò, grazie. molte Grazie di avermi fatto perdere. perché questa è una perdita proprio dentro. Va bene. Sconfitta personale. Sì. Allora, come detto poc'anzi, prima del giochino, stavamo anticipando una tematica che è molto ricorrente, innanzitutto per un po' tutti noi in realtà, noi creator digitali, noi abitanti del metaverso, no, che sono gli haters, ovvero persone che hanno opinioni un po' diverse dalle nostre e che non le tengono per sé. Ovviamente ci tengono a farcele notare in maniera, diciamo, molto aggressiva. Definito correttamente? Penso di sì. Come li approcci e soprattutto quelle tipologie di haters ti capita di trovare sotto i tuoi contenuti o in real life? Oddio, no, in real life sono tutti spaventati di solito. Sì? Ma penso in generale, cioè una persona che è capace di scriverti le peggio cose online, quando lo incontri è tipo che se ne va. Di solito no, non sono aggressivi. Il mio problema non sono le opinioni in contrasto con la mia, anche molto distanti dalla mia. Ma cioè, la categoria degli haters per me sono quelli che ti augurano di morire perché sei gay. Cioè quelli sono del tipo perché. Odio Io puro. penso che sia illegale dire una frase del genere, no? Oggi. È illegale però anche molto ignorato. Cioè che cosa fai? Io ci ho provato un sacco di volte a fare delle cose, nessuno ha avuto successo, ma non ci ho provato tanto perché mi faceva male, quanto perché ero un po' incazzata. E ho provato polizia postale, non gliene frega niente a nessuno. Dillo all'Instagram, no? Al servizio Signor, di assistenza, signor Instagram, e manco lì non fanno niente. Ti dicono vabbè, cancelleremo il commento e abbiamo avvisato la persona che non lo deve fare più. Ok, ora che l'avete rimproverata però mi ha augurato di morire. Certo. E quindi questa cosa secondo me è difficilissima da fermare nel breve termine. Nel lungo termine si dovrebbe fare un lavoro di consapevolezza, secondo me più sulla propria frustrazione, perché se tu passi tanto tempo a buttare merda sugli altri qualche problema ce l'hai, Certo. e prima di tutto hai il da fare, cioè non hai cose da fare, Tempo quindi libero. molto tempo libero che potresti Sbaddo. fare altre cose, ma diciamo con le cose che sono successe e che stanno succedendo negli ultimi anni, tipo l'estrema destra al potere, questa cosa sta avendo legittimità. Cioè questa come altre, il fatto di non dire che il fascismo è una merda, per esempio, adesso sembra una cosa strana. Cioè no, quello ha detto di essere antifascista, wow. Quando dovrebbe essere tipo la base, no? Dovrebbe essere strano il contrario se tu hai paura a dire una cosa del genere. È così per moltissime altre questioni. Quindi il clima che si respira nel nostro paese esacerba. Pensi che il nostro paese abbia una nota maggiore rispetto ad altri che hai vissuto? Rispetto alla Spagna sicuramente sì. Cioè la Spagna è Però forse in Spagna era anche meno esposta tu personalmente, cioè mi permetto Sì, di... sì, sicuramente sì. Però ti parlo nella vita on life invece. Cioè, in Spagna c'è una consapevolezza più diffusa, credo. Non che non ci siano dei contesti veramente molto chiusi, omofobi o fascisti, ci sono, però è come se la società civile nel suo complesso fosse più pronta all'azione.
Invece qua siamo stati disabituati a che le nostre manifestazioni collettive possano avere un'influenza. Quindi non lo fai, non ci vai, non la dici quella cosa perché tanto non serve a niente. In Spagna invece servono, cioè la gente scende in piazza, per esempio mi ricordo che sono bellissime le manifestazioni per le strade di Granada adesso, perché scendono anche moltissimi artisti di strada, e quindi quella manifestazione diventa una specie di carnevale, però nel senso positivo del termine, perché anche il carnevale ha delle rivendicazioni sociali di fondo. C'è una cosa molto sentita, migliaia di persone in piazza, gente giovane, gente grandissima. Qua noto che non lo facciamo ma perché sappiamo che non succede niente, che non cambiano le cose, che non ce la facciamo. Sempre il Gattopardo, no? Però abbiamo perso un po' la spinta, invece secondo me quella là la dovremmo ritrovare. Come? Secondo te? Secondo me dobbiamo reimparare a creare comunità, a dialogare tra di noi. Lo vedo tantissimo nel terzo settore, che è quello che frequento per attivismo e per lavoro. Noi siamo dei piccoli puntini separati, di solito nel migliore dei casi non parliamo, nel peggiore ci stiamo massacrando perché raccontiamo merda degli altri a altre persone, e ci piace tantissimo questa cosa, e non ci rendiamo conto che quello contro cui dovremmo combattere è sempre esterno, al di fuori da noi, e in questo caso al fascismo, all'omofobia, al maschilismo. Fa benissimo che noi ci stiamo facendo la guerra dentro casa, ma penso al terzo settore, penso al femminismo, penso a tutti i contesti che io frequento, è sempre la stessa storia. Sempre io ti dico vengo da te, ci prendiamo il caffè e parliamo di quanto è merda quell'altra perché fa quella cosa che a me non sta bene. Quindi succede online, cioè nei commenti dei post, succede nella vita reale, siamo disgregati totalmente. Invece una cosa preziosissima che io vorrei imparare a fare, perché non sono esente da queste dinamiche, è sospendere il giudizio sulle persone e sui gruppi, provare invece che distruggere a creare delle alleanze anche con persone con cui non condividi al 100% tutto, però che non sono persone di merda, e lì costruire qualcosa. Cioè anche costruire una comunità che possa fare pressione politica. Non possiamo continuamente lamentarci del fatto che minchia c'è sto sindaco che è così, c'è questa premier che è colà, qualcuno l'ha votata. Quindi dovremmo cominciare a parlare con i nostri concittadini, con le persone che schifiamo in questo momento. Diciamo, no, non vale la pena, è solo un coglione, non vale la pena, è solo un ignorante. Difatti è stato notato sotto un tuo post qualcuno che ti criticava per il tuo linguaggio, definendolo troppo forbito e poco incline nel parlare a tutti quanti. Cioè te soffri di questo problema, cioè di non riuscire a discutere, a parlare a tutti quanti. O se lo vuoi fare, chiaramente se lo vuoi fare. Sono due problemi diversi, credo. Sulla prima ci lavoro, nel senso che mi piacerebbe che le cose fossero accessibili. Da un lato penso che la gente ci abbia poca voglia pure di non conosco questa parola che hai detto, me la vado a cercare, di solito non lo fai e hai bisogno che qualcuno ti dia la pappa pronta. Quindi da un lato io cerco di rendere quanto più accessibili delle questioni che però sono complesse. Cioè io ci sto studiando da 6 anni su queste cose, ovviamente leggo magari libri accademici, quindi ho quel linguaggio là, è difficile poi tradurlo in un linguaggio che sia accessibile a chi quegli studi non li ha fatti, però ci provo. Dall'altro lato c'è la volontà di discutere con persone che ti costruiscono i muri. Cioè io non ho l'obbligo di starti ad ascoltare, soprattutto se ti considero una persona non disposta al confronto, perché è estenuante e soprattutto non può essere un compito dato a una singola persona, per quanto nota sia online. Ma non è che io ho il compito di educare tutta la nazione, anche perché potrei fare solo quello e sarebbe un fallimento. Cioè la responsabilità è della collettività. Quindi ci preferisco parlare alle persone giuste,
quelle che già so che più o meno hanno, non dico accettano per forza il mio messaggio, ma almeno lo ascoltano, Sono disposti ad sono disposti ad ascoltare. ascoltare e magari che semplicemente a Non confrontare. è che sono disposta, io sono nella possibilità di parlare solo con alcune persone, per il mio vissuto, per il mio linguaggio, perché non sono capace di scendere a determinati compromessi. Quindi il mio contributo è questo. Non voglio diventare un'eroina, non voglio diventare il messia né la salvatrice, ma perché non si fa la rivoluzione in questo modo. Non è una persona che ci salva. Ci Che, vuoi- salviamo che cosa insieme. vuoi fare da grande? Io ho usato una domanda che volevo farti. Che Guevara. Che progetto c'è? Cioè, qual è il futuro del progetto La Malafemmina, sia inteso come digitalmente che come associazione? Allora, la mia ambizione massima è diventare un punto di riferimento per quello che riguarda il femminismo al Sud Italia. E ti blocco subito, cioè, giusto per farti un'altra domanda, incalzare, perché cioè, non vedi non parlare a tutti un limite a questo? No in questo momento. Cioè è possibile che nei prossimi anni anche il mio linguaggio e il mio modo di comunicare cambino, ma in questo momento il femminismo non è ancora per tutti. Ma non lo dico con una stizza, con la spocchia, lo dico perché ancora oggi, se tu dici sei una persona femminista, non è visto come una cosa positiva, no? O una posizione politica generalizzabile, ma è visto come sei quella donna estremista che vuole mettersi sopra gli uomini e comandare il mondo. Quindi se stiamo a questo livello, la mia comunicazione non può essere mai per tutti. Se nei prossimi anni già questa semplice consapevolezza di che cosa è il femminismo cambierà, allora potrà cambiare anche il mio modo di approcciarmi al mondo digitale. Allora potrà diventare un po' più ampio. Però in realtà mi sembra già sufficientemente ampio nell'intreccio tra questioni di genere e questioni legate al Sud. C'è tantissime persone che hanno a cuore il meridione, a prescindere dal femminismo, si stanno avvicinando al femminismo e viceversa. Le persone che io intercetto perché interessate alle questioni di genere stanno accendendo la lampadina sul fatto che ci sono altre discriminazioni. Quindi la mia ambizione è appunto diventare un punto di riferimento, uno tra tanti se possibile. Quando uscirà questa puntata? Più o meno. Settembre, ottobre, anzi 2025, ottobre. poi a fine anno magari. Ok, allora il 25 settembre è uscito il mio libro. Sta per uscire, quindi Sta per occhio. uscire. No, è dopo, quindi è uscita. Sicuramente dopo. È uscito il primo saggio sul femminismo terrone. Io spero che quello... Eccolo qui. Io spero che quello possa dare il là per fare parlare molta più gente. Ma domani sei a Napoli, dopodomani a Bari. O lasciamo degli spazi vuoti così li possiamo riempire Bella apposta. estetica, per favore. No, Che via hai di vendita? No, Sto scherzando. no, cioè, cosa pensi di raggiungere con questo libro ora, onestamente? Cioè, qual è il tuo obiettivo? A chi deve leggere questo libro? A chi è destinato? A chi vuole fare la differenza nel mondo femminista partendo da qua? Chi vuole cambiare le dinamiche all'interno delle sue famiglie, delle sue relazioni? Chi ha notato che al lavoro qualcosa non va bene perché gli guardano, cala lo sguardo sulle mie tette quando parlo con la gente? E chi ha notato anche che il fatto di essere una persona meridionale l'ha penalizzata nella vita? E chi ha contemporaneamente queste due consapevolezze, secondo me, trova gioia dentro il libro. Chi non ce le ha probabilmente sarà infastidito e andrà bene così. Cioè il fastidio comunque deve essere affrontato con una terapeuta se possibile. Però cioè, vorrei che fosse uno squarcio. Se mi devo immaginare metaforicamente questo libro, Hai visto che vuoi fare la rivoluzione? no, un squarcio nella consapevolezza collettiva. Cioè deve aprire una crepa e da quella crepa però devono uscire milioni di cose. Cioè io vorrei che da qui a 5 anni i libri sul femminismo terrone fossero 300.
perché abbiamo cominciato a segnare questa strada, però poi deve essere asfaltata, deve essere percorsa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi a livello personale questa è la mia ambizione attuale. Ti sei collegata bene. E spero che questa si possa collegare anche con delle cose che stanno avvenendo negli altri paesi. Mi piacerebbe per esempio tornare a Granada, da dove nasce tutto in realtà, perché a Granada esiste il femminismo andalus, da cui prendiamo molta ispirazione per quello che facciamo all'interno dell'associazione. Quindi mi piacerebbe a un certo punto creare un ponte e capire insieme come fare la rivoluzione, questa volta in Europa. E poi ce ne andiamo in Colombia, e la Colombia è il sud di qualcos'altro. Lì creiamo un altro ponte un po' più lungo perché deve passare sopra l'oceano, però lì facciamo un'altra rivoluzione, che il sistema, cioè la discriminazione alla fine è sempre quella, o il sistema alla base è sempre lo stesso mondialmente. Possiamo fare tantissime cose, cioè questo è solo l'inizio. L'associazione, che appunto è un'associazione giovane, ancora non ha compiuto 2 anni e non lo compirà neanche quando questo video sarà pubblico. Quello che vorremmo fare è portare una voce corale legata molto a tutte le tematiche di cui abbiamo discusso, ma che possa essere appunto il punto di partenza per la creazione di questa comunità. Cioè creare degli eventi, creare dei progetti sul territorio ci permette di creare quella cosa che si chiama prospettiva global. Punti a local, Una visione globale, ma agire localmente. Sì, siamo molto Corretto. vicini nel nostro microcosmo, queste cose qua. Esatto, perché vogliamo comunque essere ancorati a un territorio, cioè non vogliamo essere tipo nell'etere. Vogliamo parlare di quello che succede qua, nei contesti che viviamo noi, e lo facciamo attraverso l'associazione, che ha un potere, nel senso può creare degli eventi, creare comunità, fare laboratori, creare progetti con altre realtà, e lo stiamo facendo, cioè stiamo preparando le basi per fare quella cosa. E poi metterci in rete con chi sta facendo cose simili o cose complementari in varie altre parti dell'Italia e poi eventualmente dell'Europa. Noi siamo state per esempio a Taranto con un gruppo che si occupava di ecologia in relazione al sud, perché se vedete per esempio anche qua abbiamo un pochino di problemi con le industrie e con l'inquinamento delle industrie e germezzi, poi la gente muore di cancro, no? Queste cose così. E accade prevalentemente a sud questa cosa. O per esempio con un gruppo cioè un collettivo di giornalisti e professionisti nei media che sono di Napoli e che stanno lavorando su quel cambio di narrazione sul sud, no? Creare queste alleanze che possano favorire i nostri rispettivi Chi sono lavori. questi di Napoli? Marea Media. Non conosco. Interessante. Salutiamo, un grande affetto. Quindi questa è l'ambizione dell'associazione. Poi vediamo le cose come vanno e ci riaggiorniamo. Molto chiaro, anche lineare. Grazie innanzitutto per avercelo condiviso. Allora, io penso che si è fatta una certa a livello di registrato. Sì, Confermate. Avrei un po' di altre domande sì, su altre io un altro bel po' di domande in realtà. tematiche. Lo Tantissime. vuoi fare? Vogliamo tirare No, avanti? no. Perché comunque Già è tanta roba, Esatto. secondo me. Why not? Perché no? Mi chiedo un'altra volta su un'altra tematica. No, ma comunque mi piace anche l'approccio. Non ti nascondo, avevo come viene tagliato. Cioè, recentemente sto pensando anche di vedere il nostro progetto KMP e iniziarlo a vedere non come progetto business, ma iniziare a vederlo come associazione. Perché magari noi non affrontiamo questa tematica, ma rivedo molto il nostro approccio. Noi siamo ancora abbastanza acerbi da questo punto di vista, secondo me, nello scendere bene in queste tematiche, e nemmeno ci andiamo a porre come esperti, ma vogliamo essere semplicemente l'inizio di una discussione, trattarle in maniera non dico superficiale, ma
semplicemente diamo l'informazione o commentiamo l'informazione o creiamo un contenuto di quell'informazione senza dover scendere in informazione specifico, perché il nostro obiettivo è far parlare gli altri, Stimolare il dibattito alla dibattito, base. magari su altre tematiche, come hai detto tu. Priolo è un esempio, che è la prima industria in Sicilia, fattura 10 miliardi, la seconda fattura 2 miliardi, e quindi è un problema, ma nel contempo dà davanti È enorme. alle persone, C'è è un fatto qualcosa di- gigantesco su cui sicuramente noi possiamo dire ok, c'è questo fatto, questi sono i dati, qualcuno ne parli, per Arrivare a dare la soluzione però è veramente Certo, difficile anche certo. perché- No, però mi piace tantissimo questo approccio anche di fare rete, di cercare di essere complementari. Chiaramente non tutti possono parlare di tutto, nessuno ha la forza di parlare di tutto. Ti faccio un parallelismo stranissimo e che forse non si capirà, però quando si dice che in Italia c'è un problema demografico, nel senso che la popolazione sta invecchiando, e si dice li dovremmo fare più figli. Contemporaneamente non ci sono politiche di welfare che supportino le donne, le persone diciamo che possono, le gestanti, non esiste. Quindi se tu per esempio vuoi fare una carriera non ce la puoi fare, o se tu non sei in una coppia eterosessuale non lo puoi fare. Ci sono tutta una serie di limiti. Asili nido, zero. E di questo io me ne occupo, nel senso che faccio sensibilizzazione alle aziende su queste tematiche. E quindi c'è come se ci fosse un controsenso tra quello di cui ha bisogno la collettività e quanto la collettività è disposta ad aiutare le persone che devono fare quella cosa, perché biologicamente la può fare una certa parte della popolazione. Con le industrie è uguale. Noi sappiamo che ci sono delle persone che campano attraverso le industrie e l'indotto è grandissimo, ci sono tante persone che campano. Contemporaneamente sappiamo che il nostro territorio viene inquinato, e viene inquinato a lungo termine perché certe sostanze inquinanti non se ne andranno manco quando saremo morti, ma non riusciamo a trovare una soluzione collettiva, perché guardiamo sempre all'individuo. Se noi vogliamo che una fabbrica chiuda, siccome queste persone sono sottoposte a quello che viene chiamato ricatto salute-lavoro, o hai il lavoro o hai la salute, contemporaneamente non puoi avere nessun'altra cosa, cioè contemporaneamente non puoi avere entrambe, non siamo disposte a sostenere come collettività le persone che perderebbero il lavoro per questo. Non lo sappiamo fare. Quindi se non partiamo dal consolidare quella collettività, non ce ne usciremo mai. Dobbiamo essere disposte a dare per gli altri, ma non tipo la persona, cioè ovviamente questo si collega pure al fatto che i ricchi dovrebbero pagare un bordello di tasse per riuscire a far vivere bene gli altri, ma si tratta proprio di agire come un organismo comunitario e non come singoli individui. E questo poi ha un sacco a che fare pure col mondo dei social, dove le persone che raggiungono una notorietà vengono mitizzate e a loro è delegata la responsabilità di risolvere problemi sistemici. Impossibile. O lo facciamo insieme o non si può fare. Grazie. Andate in pace. Bene. No, davvero sì. Grazie. Sì, grazie. Grazie a voi. Partiamo da questo, intanto ringraziandoti. Ringraziamo anche tutti coloro innanzitutto che hanno seguito la puntata e ci hanno ascoltato, il team di Catania Studio che si prodiga ogni giorno per rendere questo possibile, Isola e soprattutto Marco. Grazie Marco. Veramente Marco, grazie. Questo è per te, Isola, Marco. un po' meno. Grazie, ha riempito di germi quel microfono. Schifo, che schifo. E niente, un bacino, come Ciao. libro. Ciao. Ciao. Ciao, grazie.